Scendere, o meglio scollinare verso Catania, era sempre un piccolo evento, una festa che cominciava già nell'attesa. Bastava nominarla e subito l'allegria si spargeva a casa come profumo di basilico fresco. Ma la bella Catania non si affrontava senza una preparazione. Ogni dettaglio andava organizzato, gli orari degli autobus, le fermate, gli incastri con i turni di papà, e non bastava. Prima di uscire bisognava: 1. Lasciare la casa in perfetto ordine, meglio di una sala operatoria. Non si sa mai succedesse qualcosa, la gente doveva trovarla linda, profumata, immacolata. 2. Pensare al pranzo per Turigliuzzo. Non si poteva tornare e rimanere a pancia vuota. 3. Preparare gli abiti da indossare, messe in piega con eventuale spuntatina, manicure con smalto in tinta, con la stagione e con i vestiti. Meglio di un matrimonio. Ma per lei, per Catania, questo ed altro. Catania, la regina sublime della Sicilia orientale. Superavi il Monte Primosole, dove sostavano i venditori di anguilla, e poi di colpo ti avvolgeva l'aroma intenso del caffè della torrefazione Torrisi. Era lì che il cuore cominciava a batterti più forte. I lidi della playa, il faro maestoso, e pensavi: ci siamo quasi. E poi all'improvviso Piazza Alcalá, gli archi della Marina, la Villa Pacini. Il barocco si apriva come un sipario e appariva Palazzo Biscay, signore elegante e superbo di quella scenografia siciliana. Mamma, siamo arrivati! Seguivano le imprecazioni e le manovre in via Andolina e finalmente Piazza Teatro Massimo, con il maestoso teatro dedicato al ciglio catanese. Certo, all'epoca era un po' sporca, caotica, piena di autobus, taxi, gente che saliva e scendeva freneticamente, come formiche impazzite. Mi raccomando, state attente, diceva papà, i soldi li hai abbucciati nel reggimento? Ma certo, Totò, che domande fai? Avete lasciato le collane e gli orecchini a casa? Certo, pure l'anello nunziale mi toffi. Non si sa mai, mi taglio il dito. Tieni stretti le carusi, non vorrei che scappano e finiscono sotto una macchina. Catania è pericolosa. Non poteva mancare la tappa obbligata da Capiezza per le crispelle di riso e il caffè solo alla torrefazione di via Pacini, quello del Buove, che esso mi pare ha bruciato. E guai a farlo macinare, se no si perde tutto Luciano. Totò, tutto mi scrissi. Un saluto alla Santuzza era d'obbligo, sempre commovente ammirare la cammarella e affidare alla Santa la protezione della famiglia. Maria Maria, quanto è bella sta chiesa, e quante ranni, e quanto ci vuole per puliziarla. Piazza Duomo pubblicava persone, automobili, autobus, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele, un vortice vivo e pulsante. Alla pescheria si prendeva un po' di sarda, che li facemmo a beccafico. Mamma, però dopo puzziamo di pesci. Scendiamo all'acqua all'insolo, va. L'acqua dell'Amenano, il fiume sotterraneo, scendeva fresca e all'alba c'erano già i pescatori con le anguille, pronti a vendere al miglior offerente. Ma il tempo correva, all'Angelus si doveva ripartire, tornare al paese. La casa ci aspettava e noi correvamo tra mercati, negozi, mercerie. E oggi, a distanza di anni, ripenso a quei momenti con nostalgia. Bastava un nulla per ridere, per sentirsi felici. Come dico sempre, le cose belle durano poco.